20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta all'attualità sempre su Antenna 3. Cominciamo presentandovi gli ospiti di questa sera. Il titolo lo guardiamo insieme, è Comuni in ballottaggio, perché ovviamente bisogna aspettare ormai meno di 15 giorni, il 25 giugno, per capire che cosa succede di Verona, Padova e Belluno e molti altri comuni che non siano invece capoluogo di provincia. Saluto e ringrazio Pietrangelo Pettenò, Sinistra Veneta, ben trovato. Grazie. Da quell'altra parte invece c'è Sergio Berlato, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Ben trovato anche a Berlato. Allora, a lei e tutti i telespettatori. Tra poco rivedremo alcuni servizi, questo lo chiedo anche ai ragazzi, quel che abbiamo raccontato pochi minuti fa nel telegiornale di Treviso, l'analisi di Giovanni Manildo da una parte e di Tony Darè dall'altra, di quel che è successo domenica. Prima volevo chiedere un flash a voi, forse più che un flash di analisi, una previsione di quel che succede soprattutto a Verona. Berlato? Ma a Verona ce la giochiamo bene, perché ritengo che l'elettorato veronese, che in larga misura di centrodestra, difficilmente vedrà di buon occhio un'alleanza Tosi-PD, considerando che si sono scannati fraternamente durante tutto quanto il periodo della legislatura. Sarà difficile per il PD convincere i propri elettori a votare il nemico Tosi, quindi lì sicuramente Sborina se la gioca bene, anche perché è in largo vantaggio, e credo che ci sono tutti i presupposti per poter vincere da parte del centrodestra la città di Verona. Però sa che il senatore Giorgio Santini 24 ore fa nella sua posizione ha detto del caso Verona, intanto ha tessuto le lodi di Patrizia senatrice Bisinella nel suo lavoro romano, diciamo, quindi nella carica di senatrice, e poi ha detto che una posizione il Partito Democratico la prenderà. Quindi se viene dopo aver parlato bene di Patrizia Bisinella ci ha fatto capire insomma che... Due errori fondamentali. Il primo è fare in modo che sia Roma che dia i consigli o gli ordini su quello che deve fare il proprio elettorato e la propria classe dirigente. Primo. Due, è noto a tutti che quei pochi voti che ha a disposizione Tosi a Roma servono a Renzi per stare in piedi, in modo traballante. E quindi è evidente che Renzi da Roma darà l'ordine ai propri referenti locali di votare per la Bisinella, ma credo che l'elettorato del PD molto difficilmente accetterà l'ordine di votare per la donna di Tosi. Quindi torno a confermare che dal mio punto di vista, nonostante gli inciuci o gli ordini a livello nazionale, l'elettorato si comporterà in modo molto diverso. Il quale Tosi annuncia di essere pronto a fare 10 km a nuoto dentro l'Adige, se vince la Bisinella, la sentite? Sì, è come l'allenatore del Crotone. Io penso che a Verona Sborina è un buon candidato, non c'è dubbio, però Verona vince la Bisinella, cioè vince Tosi nuovamente, secondo me non avrei dubbi, così come a Padova invece perde Bitonci e vince il centro-sinistra. Perde Bitonci? Sì, perde Bitonci e vince il centro-sinistra, quindi a Verona per le dinamiche particolari, insomma, io credo che Tosi riuscirà a rifare il miracolo. Non ha nulla a che vedere con la politica, dici tu? No. Quelle dinamiche lì a Verona? Sì, quindi e io sono stato molto spietato e cinico, non ci conoscevamo così. Se fossi a Verona quasi quasi farei un pensierino per votare Tosi. Per votare Tosi? Lei voterebbe Tosi? Sì, perché bisogna guardare cosa succede il giorno dopo. Cioè, il giorno dopo succede che se vince Tosi si rimette in moto una giostra abbastanza interessante. Perché? Cosa che invece se ritorna alla normalità vince... Cioè, perché Tosi torna protagonista assoluto anche sulla piazza nazionale, questo intende, no? Certo, e quindi ci incasiniamo tutti di nuovo appassionatamente. Centrodestra e centrosinistra è ritornata in queste elezioni dopo il flop di Grillo, bipolarismo. Il bipolarismo o lo animi un pochino, se no diventa una roba... C'è per il gusto di provocare, così voterebbe... Io voterei a Bisinella. Non ci credo neanche, non ci credo. E purtroppo abito a Mestre, perché sta allungando un po' il naso, mi sembra di vedere. No, ma vincono loro, non ce la fa Sborina. Cioè vince la Bisinella? Sì. Vabbè, questo ovviamente lo vedremo nei prossimi giorni. Sono valutazioni ottimistiche. Padova? Padova è molto più difficile perché per quanto riguarda Padova, Bitonci ha aggregato tutto quello che poteva aggregare, mentre lo schieramento di centro-sinistra tutto chiamerà a raccolta tutti, non solo la sinistra, contro Bitonci. E quindi lì la cosa è molto più difficile, ovviamente è una partita che va giocata anche in quella direzione,
ma vedo molti più margini di manovra a Verona rispetto che a Padova. A Padova ovviamente se si mettono assieme tutti gli anti-Bitonci, diciamo così, guardando semplicemente i numeri, ciò che è uscito dalle urne di domenica. Anche se poi i numeri spesso non si sommano. Sì, ma è anche vero che in politica 1 più 1 non fa mai 2, massimo fa 1,5, però sommando tutti i voti degli anti-Bitonci è una partita un po' più difficile su Padova. Io torno a ribadire, vedo in maniera molto più positiva invece il confronto che ci sarà a Verona, perché dice Pettenò è l'unico modo per rimettere in gioco Tosi, per rimettere in gioco Tosi a Verona e con tutto l'apparato che vuole tenere ancora Tosi in piedi, che non sempre ha a che fare con la politica. Però per quanto riguarda la questione dell'elettorato, guardate che durante tutto il periodo della legislatura tra sinistra e Tosi si sono massacrati utilizzando metodi, espressioni e manifestazioni che molto spesso sono andate molto al di là della politica. Se andava la Salemi contro Sboarina, Tosi avrebbe sostenuto la Salemi, nonostante... era più facile per il centrodestra se andava la Salemi al ballottaggio, perché difficilmente l'elettorato di Tosi avrebbe votato a sinistra. E invece nell'ottica diciamo così di far perdere il centrodestra, lì c'è questo tipo di accordo fra le segreterie, ma torno a ribadire che l'elettorato di sinistra molto difficilmente seguirà l'ordine che arriva da Roma, per delle logiche nazionali che non hanno nulla a che vedere con il territorio. L'ordine che arriverebbe da Roma, sì? È già arrivato. È già arrivato? È già arrivato. Questa dichiarazione del senatore Santini oggi ci sono state dichiarazioni nazionali che hanno detto ma non è che non ci ricordiamo, Verona... ci ricordiamo tutte le discussioni schieramenti delle elezioni a Verona, cioè Tosi fa l'accordo col PD, il PD lo fa con Tosi, si presenta uno, sostiene l'altro, cioè c'erano già da prima questi ragionamenti, no? Cioè, quindi al di là della competizione che c'è stata, alla fine chiaramente le segreterie, come dice Berlato, sicuramente spingono per andare in una certa direzione, dopodiché queste cose dell'elettorato non è detto che vedere un'altra cosa strana, dichiarazione pesante oggi del sindaco di Venezia invece Luigi Brugnaro ai nostri microfoni. Strano, di solito è molto moderato. Insomma, però negli schieramenti, perché sapete che tra i vari comuni che vanno al ballottaggio, nel veneziano, Marcon, Mira, Mirano, Jesolo, non so, ne abbiamo raccontati tutti anche oggi. Bob, se riusciamo a vedere, ecco, quello di Brugnaro che intende appoggiare Maria Rosa Pavanello. Vedi? Sentiamo. Vedi. Simpatico. Se a Mira per Luigi Brugnaro il PD è l'avversario, a Milano il sindaco di Venezia invita a votare la candidata democratica Maria Rosa Pavanello contro il leghista Alberto Semenzato, nonostante a Cafarsetti il Carroccio faccia ancora parte della maggioranza, almeno in teoria. Pavanello io direi, cioè, se dovessi dire, per quello che Semenzato ha detto su di me negli ultimi 2 anni, credo che sia difficile per me sostenere Semenzato, ma proprio come persona, non come gruppo politico evidentemente, per cui insomma non farò campagna, ma insomma se uno mi chiede un parere sicuramente non mi sono impegnato particolarmente contro il sindaco. Segretario provinciale della Lega al tempo della campagna elettorale 2015, Semenzato fu fondamentale alleato di Brugnaro al secondo turno, quando l'imprenditore fu eletto anche grazie ai voti del Carroccio. Dell'accordo fra i due faceva parte l'impegno, poi ritirato dal sindaco, di celebrare il referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia. Da allora tra Brugnaro e Semenzato sono più volte volate parole grosse. Direi ai cittadini: guardatevi da quelli che incentivano le persone a lavorare contro gli altri, perché alla fine lavoreranno contro di voi. Cioè, io credo che bisogna essere anche un po' moderati nelle cose e pensare che comunque l'amministrazione deve essere di tutti, di chi ti ha votato e di chi soprattutto non ti ha votato, devi garantire tutti. Questo è un senso secondo me di democrazia e di partecipazione, per cui quando sento cose eccessive, discorsi eccessivi, francamente io credo che forse insomma, non trovano la mia fiducia, insomma. Allora, diciamo che il ragionamento di Brugnaro fila? Fila solo che dovrebbe rivolgerselo a se stesso, dovrebbe guardarsi allo specchio e dire che quello che ha detto deve applicarlo nella gestione della cosa pubblica, partecipazione, sulla gestione dell'amministrazione pubblica. Perché? Chi non mi ha votato comunque se fa cose buone fa parte dell'amministrazione, perché potrei raccontarvi una montagna di cose di incoerenza del sindaco Brugnaro, che fa parte un po', non so se è lui o la sua squadra davvero inconsistente, però l'amministrazione di Venezia pecca, devo dire, dopo 2 anni, insomma, devo dire, capacità di amministrare è dimostrata veramente
veramente pochissima, e lui è molto incoerente, dice delle cose e ne fa delle altre, proprio rispetto a quello che ha detto. Di quel che ha capito del caso Semenzato, quindi attaccato da lui in questo, dopo la campagna elettorale. Ma io conosco bene Luigi, lo ritengo un bravissimo imprenditore. Poi lui ha detto l'esatto contrario di quello che fa, perché anche lui nell'andare contro Semenzato ovviamente non fa una scelta politica, non fa, sostanzialmente dice vado contro Semenzato, vado ad appoggiare l'altra perché ce l'ho con Semenzato. Esatto. Quindi le affermazioni di principio che stava enunciando trovano una immediata incoerenza per quanto riguarda il suo comportamento. Però questo è il gioco della politica, alle volte capita. Questo è anche altro, sono comunque questioni locali che verranno poi risolte dai cittadini che andranno a votare scegliendo il candidato migliore, quello che è ritenuto più affidabile, perché a differenza di competizioni o regionali o politiche che hanno una valenza diversa, conta moltissimo per quanto riguarda le amministrative locali sul candidato. Il candidato è quello che fa la differenza. Vediamo in tantissime occasioni delle persone che magari non hanno l'appoggio dei partiti riescono ad avere dei risultati che sono fenomenali proprio perché sono a contatto con i cittadini e di conseguenza i cittadini possono giudicare e premiare o meno colui che si presenta con una proposta credibile. Questo avviene, quindi è molto importante. Infatti vediamo molto la questione delle liste civiche. Guarda queste cose di Padova, riescono a dimostrare di Lorenzoni, risultati. Lorenzoni a Padova è nato in qualche mese, figura carismatica sicuramente, ma anche un volto che è capace di trasmettere la novità e che ha aggregato i cittadini in sostanza, perché poi le forze politiche che lo appoggiavano erano di fatto poco. È la dimostrazione della credibilità, ci deve essere la credibilità del soggetto, la credibilità del soggetto c'è indipendentemente da dove è collocato politicamente. Sì. Vitucci ha espresso tutto il potenziale, diceva poco fa Berlato, secondo lei però chi ha scelto Lorenzoni lo ha scelto certo per il carisma, tutto quello che citava anche lei, questa compagine organizzata nell'arco di pochi mesi, ma anche per non votare Giordani? E quindi cosa succede poi? Sì, è vero, c'è moltissimo di quell'elettorato, sicuramente ne conosco tanti e si percepisce non voterebbe mai il Partito Democratico, che è davvero un difficile votare. Cioè veramente per votare il Partito Democratico adesso ci vuole veramente un grande sforzo. Però in una gestione di una città io mi sono posto sempre questa questione. Tu vuoi far amministrare la città a uno schieramento tale per cui tu puoi avere degli spazi in cui dopo puoi interagire e riesci, nonostante le differenze, a colloquiare, oppure no? Ed è il caso anche di Venezia, cioè voglio dire, ed è il caso di tante cose che avvengono. Tu poi se scegli e non contribuisci, in questo caso è una scelta al contrario, non è perché favorisci Giordani, è per sfavorire Bitonci. Per cui scatta un meccanismo anche dell'elettorato che dice non è il mio candidato, però non voglio più rivedere un sindaco del genere. È una scelta che si può contestare giustamente sul piano del principio e anche dell'etica della politica, però scatta nella gente. In alcuni casi i partiti votano contro qualcuno piuttosto che a favore, no? E quindi è quello che poi succederà anche a Verona, quando ci sarà la sinistra che voterà contro Boarina, non tanto per la simpatia nei confronti di Tosi. Ribadisco, tra loro si sono sbranati tra Tosi e la sinistra, e ciò significa che adesso ovviamente la sinistra tenterà non di votare a favore della donna di Tosi, ma tenterà di votare contro il candidato di centrodestra. Questo è quanto, quindi è quello che succederà probabilmente a Padova. Padova, come dicevamo, ci sono dei schieramenti più ampi e di conseguenza lì in particolar modo si tenterà di aggregare tutti contro Bitonci, è per quello che la vedo più problematica a Padova rispetto che a Verona. E questo sarà ovviamente tema interessante per i prossimi giorni, come avevo detto. Taglio solo per qualche istante questa discussione. Avete visto e sentito, poi immagino oggi, Luca Zaia sulla vicenda vaccini, quindi ricorso davanti alla consulta per questa imposizione. Lo ascoltiamo solo per qualche istante, poi sentiamo il vostro commento, anche su questo torniamo ovviamente ai ballottaggi. Vediamo. La Regione Veneto impugnerà davanti alla Corte Costituzionale il decreto del governo sull'obbligo vaccinale. Lo facciamo non perché siamo contro il vaccino, ma lo facciamo perché siamo contro alcune misure che questo impone, a parte la lesa autonomia di una regione come il Veneto che sui vaccini può far scuola, e dall'altro il fatto che ci siano delle misure coercitive che addirittura prevedono delle multe fino a 7.500 euro per i genitori che non vaccinano, il che vuol dire che se hai i soldi non puoi vaccinare e se non ce li hai devi vaccinare tuo figlio. Mi sembra un'assurdità.
Il Veneto non ha l'obbligo di vaccinare, ricorda Zaia, così come 15 paesi europei importanti, dalla Germania alla Spagna, dal Regno Unito ai paesi del nord Europa. La nostra regione è l'unica ad avere un'anagrafe vaccinale digitale e ha dimostrato con la sua performance del 92,6% che non è l'obbligo a risolvere il problema. Ci vuole il dialogo, no? Siamo nell'era della conoscenza e quindi all'obbligo dobbiamo rispondere invece con il dialogo che ci deve permettere ad esempio di fare dei programmi vaccinali ad hoc, caso per caso, di interloquire con i genitori, di dare risposte da un punto di vista scientifico ai genitori che fanno domande, non sicuramente rispondere con il giudice o con il magistrato. La nostra posizione è la stessa da sempre, conclude il governatore, contraria all'obbligo e favorevole all'informazione che negli ultimi tempi ci ha portato a innalzare sensibilmente la copertura vaccinale. In questa regione c'è la pace sociale e non mi metterò a fare la guerra alle famiglie perché lo ha deciso un decreto del governo. Non saranno dei premi Nobel della medicina come dice qualcuno, però le mamme vanno ascoltate perché hanno il sesto senso della mamma. Se la mamma ha un dubbio, il dubbio deve essere chiarito, non si risponde con una multa. Non sarete mica d'accordo anche su questo? Sì? Io ho votato a favore della legge che era l'allora assessore era Tosi alla sanità, a proposito, ed era nata da una serie di informazioni, contatti molto approfonditi fatti con tanti gruppi che allora avevano scelto, ancora e anche tuttora scelgono di non vaccinare i figli. Però l'approccio non è questo, sì è contro il vaccino, io non sono di questa idea, io ho votato contro l'obbligo e rivoterei adesso, quindi ritengo giusto la cosa che ha detto Zaia. L'imposizione nazionale a me un po', non sono un dietrologo, non mi piacciono, però è troppo, puzza troppo da affari e da affari miliardari delle grandi multinazionali. Non si è mai visto. Allora, ci vuole equilibrio nell'affrontare, non è un tema da sottovalutare. Ci sono un aumento di malattie che vanno sotto controllo, ci sono delle situazioni che vanno monitorate dove ci deve scattare l'obbligo, secondo me, dove serve. Ma questa campagna in cui ti alzi la mattina e vai nei bar e nei giornali, anziché leggere la Gazzetta dello Sport, leggi delle paginate e tutti i giornali aprono con l'obbligo del vaccino, sembra qualcosa di molto orientato dal punto di vista del business, e far diventare, quando non ci sono i dati non stanno dicendo esattamente che serve fare una vaccinazione di massa per una di seria preoccupazione, dozzine di malattie. Non c'è comunque un riscontro oggettivo. In Veneto qui abbiamo delle province che hanno largamente superato in senso negativo la soglia di guardia. Questo è un riscontro oggettivo che deve essere affrontato, anche se io sono convinto del fatto che è molto più efficace il convincimento che non l'imposizione. Quindi partire dai medici, dai pediatri e quant'altro che attraverso una corretta informazione convincono, non obbligano, convincono le mamme a vaccinare i bambini, e non parliamo solo di coloro che autonomamente, loro legittimamente decidono di non vaccinare i propri figli. Dobbiamo pensare ai tanti bambini che sono immunodeficienti e che non possono essere vaccinati e che sono esposti a gravi malattie anche mortali, che si diffondono per effetto di una scarsa azione vaccinale. Quindi su questo credo che un'azione di diffusa informazione possa essere più efficace che non l'imposizione. Questo è quello che riteniamo debba essere fatto, e questo secondo me è il più importante, altrimenti in alcuni casi si ottiene l'effetto contrario. Quando tu a tutti i costi vuoi imporre per legge qualcosa, alle volte si creano degli effetti che sono diametralmente opposti, e allora scatta poi la prevenzione, scatta magari l'atteggiamento che è prevenuto nei confronti di questo, il timore che siano delle azioni fatte dalle multinazionali farmaceutiche che in questo modo riescano a condizionare. Abbiamo tanti tanti, però vedi, come accendono i fari sul rischio, che è esagerato perché molti scienziati stanno dicendo esattamente che non è così, però mettiamo che c'è un pericolo di rischio, non accendono i fari su quello che succede fra chi si vaccina e che si ammala in maniera grave delle cause del vaccino. Sì, ma non c'è mai nulla. Su quello è un problema che poi viene lasciato ai familiari, viene lasciato a chi gli tocca questa cosa, e c'è il silenzio totale. Ma non perché non c'è mai nulla a rischio zero. No, attenzione. Ho capito. Ma la storia ci ha dimostrato che anche il rischio di non vaccinarsi può essere messo in conto. Le vaccinazioni abbiamo debellato delle malattie per decenni. Adesso purtroppo sia la sufficienza con la quale si affronta il problema
e sia il fatto che ci troviamo anche di fronte a delle situazioni con dei soggetti che erano tutte le parti del mondo, che sono portatori di malattie che qui erano sconosciute da alcuni decenni, anche questo ci deve mettere nelle condizioni di capire quanto importante sia la vaccinazione, allora, fatta per convincimento, non per obbligo. Abbiamo la pubblicità, poi torniamo ovviamente a parlare dei comuni al ballottaggio, vi aspettiamo. Portano i presenti profughi. Allora, torniamo in diretta con 20-10 comuni in ballottaggio. Che cosa dicono da una parte il sindaco di Treviso e dall'altra il segretario della Liga Veneta, Tony Darè? Vediamo. Arriva. A livello locale contano le persone, conta il lavoro, conta il saper fare, il non promettere, il non fare dei proclami che poi magari non si è capaci di portare a buon fine. La buona amministrazione paga, dice Manildo, commentando i risultati della tornata elettorale in provincia di Treviso, anche se il dato preoccupante è il forte astensionismo anche alle amministrative, quando si sceglie il politico più vicino ai cittadini. Importante andare in mezzo alle persone, ascoltarle e far sentire un contatto fortissimo con i cittadini. Queste sono indicazioni comuni alle piccole e alle grandi città, è un tesoro da tener conto per ogni amministratore. Le elezioni devono tenersi a maggio e non in giugno, dice invece Darè, per evitare che si disertino le urne. Ma vincere Conegliano, dove la Lega conquista 4 consiglieri, vuol dire già suonare la carica per Treviso. Ma i 5 sindaci in cui noi eravamo, i nostri 5 sindaci hanno riconfermato anche con il ricambio, diciamo, del sindaco, quindi noi non abbiamo nulla da eccepire. Abbiamo perso qualche comune per poco, però ripeto, sulla seconda città della provincia di Treviso, cioè Conegliano, noi ci siamo con 4 consiglieri, quindi siamo una forza di governo e naturalmente in prospettiva soprattutto per quella che potrebbe essere la campagna elettorale di Treviso il prossimo anno. Sul caso Serena, sindaco di Villorba, dimissionario per i dissidi nella sua maggioranza a un anno dall'elezione, domani è il giorno X, con un incontro convocato dallo stesso Darè che il segnale lo anticipa ed è chiaro. Continuare questa avventura, anche perché ci sono progetti importanti in campo, per cui ognuno deve attenersi al suo senso di responsabilità, dal sindaco ai consiglieri, ai capigruppo, agli assessori e quant'altro. Allora, questa cosa di votare maggio, il segretario provinciale della Lega a Treviso, Coin, invece dice addirittura aprile, insomma, torna, soprattutto negli ambienti della Lega. E questo è il modo per combattere questo astensionismo che abbiamo visto? Oramai purtroppo l'astensionismo vediamo che è il primo partito, è il partito di coloro che non hanno più fiducia nelle istituzioni, è diventato il primo partito. Se si aggiunge a questo il partito dell'antipolitica, cioè il Movimento 5 Stelle, abbiamo un'ulteriore dimostrazione di quanta scarsa fiducia abbiano tanti cittadini nei confronti delle istituzioni e nei confronti di chi amministra la cosa pubblica. Se sommiamo il dato dei grillini amministrativi, insomma, non è che andiamo tanto più su. No, ho fatto un discorso di carattere critiche, no, è una battuta. I grillini hanno avuto un tracollo pauroso, ma non illudiamoci che quel tipo di risultato che hanno avuto poi abbia un riscontro a livello nazionale, perché a livello nazionale i grillini sono ancora il primo partito, non dimentichiamoci di questo. Quindi quando andremo alle politiche dovremo fare i conti non con i risultati di coloro che hanno scelto di correre da soli e quindi contravvenendo a quello che è una regola ferrea per quanto riguarda le amministrative locali, cioè le aggregazioni, cioè chi riesce a fare aggregazioni convincenti vince, questo è quanto, chi corre da solo perde sempre, questo è un dato di fatto. Però tornando al fatto, sommando quindi coloro che rappresentano l'antipolitica con chi non va più a votare, perché spesso chi vota l'antipolitica vota l'anticamera del non voto, cioè dopo il passo successivo è non andare a votare, quindi questo è quello che succede. Evidentemente più si va avanti con la stagione, cioè più si va avanti nella stagione calda, più qualcuno è disincentivato ad andare a votare, quindi se si votasse nella prima parte della primavera, diciamo così, qualche elettore in più forse ci sarebbe, ma al di là della questione stagionale, caldo o freddo che sia, diventa importantissimo far capire a tutti coloro che amministrano la cosa pubblica l'importanza, la necessità di tornare a avere l'umiltà di stare in mezzo alla gente. Questo fa sì che il candidato sindaco, indipendentemente dal suo schieramento, se ha l'umiltà di stare in mezzo alla gente, di sentirne i bisogni, di farsi sentire vicino ai cittadini,
questo fa in modo che i cittadini lo possano premiare. Abbiamo tantissime dimostrazioni in quella direzione. Quindi è chiaro che se andassimo a votare a luglio ci sarebbero ancora più elevati i numeri dell'astensionismo. Prima si va a votare meglio è. No, vabbè, durante la settimana? È un'idea anche, invece che la domenica. Ma noi qui abbiamo un brutto vizio al nord Italia che la gente va ancora a lavorare. No, e quindi, certo. Ma in inglese invece tu ti disoccupai. No, per dire, credo che non sia il fatto di mandarli a votare a metà settimana non incentiverebbe dal mio punto di vista. Ma no, ma la stagione influisce, non c'è dubbio, ma non in maniera tale da poter dire che i numeri di questa tornata elettorale siano dovuti al calendario. Cioè, sono dovuti a tanti fattori, uno che anche quei partiti come la Lega, stiamo parlando da Re, anche i partiti come la Lega non convincono più i propri elettori, cioè così vale per tutti, per cui c'è una disaffezione che aumenta. Se poi consideriamo che nel nostro paese si vota ogni anno, cioè non c'è un anno che passa che non ci sia una votazione, e non è che succeda così in giro per il mondo sempre ovunque. Quindi bisognerebbe allineare. Bisognerebbe in qualche maniera tentare di introdurre un elemento per cui la gente non può andare a votare tutti gli anni, un anno perché la regione, un anno perché il comune, un anno perché le politiche, poi le europee, poi le cose. Cioè è davvero uno stilicidio, per cui in qualche maniera, dopodiché la vera differenza è avvicinare la politica ai cittadini e farla sentire una cosa propria, insomma, altrimenti quanto secondo voi ha inciso, poco forse in questa campagna elettorale, il tema dell'accoglienza dei profughi? Io penso che se con una bacchetta magica domani mattina facessimo sparire tutti gli immigrati, ma intanto nel nord Italia, tutti, nessuno rimane qui, eccetera. Io non so la Lega cosa si inventerebbe, o anche il centrodestra in parte, ma perfino alcuni settori del centro-sinistra, cosa si inventerebbero da dire? Si svuota di significato politico. Dovrebbero parlare di un progetto politico che non può essere quello contro gli immigrati, per quanto mi riguarda. Sono quelli appunto delle difficoltà che gli immigrati creano, ma non quello che assistiamo, per cui gli immigrati sono, come diceva prima, sono i responsabili del fatto che dobbiamo tornare a introdurre l'obbligo vaccinale, a quello che si rubano il lavoro, a quello che delinquono, a quello che ammazzano la gente, cioè tutto loro. Io però per esempio la Lega Nord, che ha tutti questi voti, non so cosa direbbe ai cittadini domani, perché ritornerebbe a parlare dell'ampolla nel Po, tornerebbe a parlare della secessione, dell'indipendenza, di cosa tornerebbe a parlare? Cioè, voglio dire, di tutte cose che parlavano una volta. E Fratelli d'Italia? E Fratelli d'Italia dovrebbe, ma loro fanno una battaglia già diversa, anche se cavalcano un po' l'onda, ma sono ovviamente in secondo piano rispetto ad altri. La posizione della destra credo sia chiara da sempre, no, su questo. Non credo che la questione dell'immigrazione, o meglio della cattiva gestione dei migranti, possa essere un pretesto per qualcuno per votare da una parte. È un problema oggettivo che tutti noi riscontriamo, no? Quindi il fatto che ci sia questa immigrazione incontrollata che si sta trasformando in una invasione del nostro paese, che questo incida profondamente in quello che è il modo normale di vivere delle persone, perché influisce, basta andare in piazza la sera e capire che i nostri paesi, i centri dei nostri paesi non sono più centri nei nostri paesi, ma sono i centri dei paesi di altri, per dire, no? Quindi non siamo più il famoso padrone di casa nostra, che non è uno slogan, inventiamo noi, ma per dire che vorremmo che chi viene nel nostro paese, prima di rivendicare diritti, capisse che ha dei doveri, e tra questi c'è il dovere di rispettare la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra religione, ma rispettare anche il decoro dei nostri paesi. Non sempre questo avviene, e avviene con sempre maggior frequenza. Ritengo che sarà sempre più importante il modo in cui si andrà a gestire questo fenomeno epocale dei flussi migratori, perché nella misura in cui riusciremo a gestirli in maniera efficace e intelligente garantiremo rispetto sia per gli italiani che per coloro che vengono. Sta facendo meglio Minniti adesso? Minniti ha assunto una posizione diversa, per dire, ma i risultati sono sono identici. No? Non cambiano, perché anche per te no. Non è solo la gestione, cioè c'è un problema di gestione sicuramente, uno Stato che ormai è fallimentare su questa cosa, per cui basta vedere l'impotenza dei prefetti o quello che riescono anche a combinare a peggiorare la situazione spesso in giro per i paesi. Fallisce lo Stato, ma non le cooperative che prendono i soldi per gestire i migranti. Finché c'è questo interesse è chiaro che il problema qual è? Che questa
cosa non vedo un'azione coerente di nessuno, purtroppo, neanche della destra, che dice queste cose per lucrare su un po' di voti, bisogna essere onesti. Questa è la cosa, perché su questa cosa qui ci sono ovviamente interessi molto più larghi delle appartenenze politiche. C'è un approccio culturale diverso, ma anche pratico diverso, perché mentre la sinistra è per porte aperte alla Renault, quindi tutti qui che tanto comunque... Ma avete governato 16 anni per il paese, in 16 anni i numeri sono ancora peggiori di questi in percentuali. 16 anni mentre per noi, per gli italiani, la questione dei flussi migratori incontrollati è un problema, per chi gestisce questi flussi è una grandissima opportunità. Ma c'era la Russia, c'erano gente di destra, molto di destra, che potevano schierare i carri armati, invece facevano i fazzolettini. Avrete avuto modo di constatare che da quando siete voi sinistra al governo le cose sono notevolmente peggiorate. Tanto al governo non c'è la sinistra, però insomma... Se dice che sono al governo io, vuol dire che anche tu sei al governo. Tu sei stato al governo? No, non sono mai stato al governo, io sono stato parlamentare europeo per 15 anni. Vabbè, personalmente no, ma facevi riferimento a Forza Italia che non è al governo. Non ho Popolo della Libertà, hanno comunicato a me che il mio partito, che era Alleanza Nazionale, è stato sciolto per fondersi nel Popolo della Libertà. Quindi, se fosse stato per me, questo non sarebbe mai successo. Però insomma, adesso coerentemente, da uomo di destra dico chiaramente, o si gestisce in modo diverso questo problema epocale, o altrimenti verremo spazzati via, nel senso verremo travolti da questo problema, o lo gestiamo noi o qualcuno lo gestirà per noi. Questo è quello che succede. Quando c'era Berlusconi, c'era la Russa, c'era Fini, ministro, c'è tutta questa gente, non è cambiato niente rispetto a quando adesso c'è cosa c'è? Come si chiama il Presidente del Consiglio? Non mi ricordo. Il problema è completamente diverso. Ricorderete c'era Gentiloni, prima c'era Renzi, il procuratore. Il governo di centrodestra fece degli accordi sia con, ricorderete, con la Libia, con il tanto vituperato Gheddafi. Sì, no, ha fatto delle cose interessanti. Allora, su quello si scelse di fare degli accordi che hanno portato ancora adesso, se si pensa di affrontare il tema quando questi più o meno disperati, perché il 95% di questi non sono, dopo il 95% di questi soggetti che arrivano non sono profughi, ma sono soggetti che vengono qua a diverso titolo, non scappano dalle guerre, non ne vedo uno che abbia una scalfittura, e sono tutti in età militare, dai 18 ai 35 anni, dicono che scappano dalle guerre, ma se veramente scappassero dalle guerre sarebbero questi qua di disertori, perché anziché scappare dalle guerre dovrebbero rimanere nei loro paesi a difendere le loro famiglie, le loro mogli, i loro figli. Grazie Sergio Berlato, grazie Pietrangelo Pettenò, voi che ci avete seguito. Ovviamente non dimenticate che adesso c'è il telegiornale del Veneto, l'informazione dunque continua, domani mattina a partire dalle 6:30 la rassegna stampa insieme a Fabio Fioravanzi. Grazie, buona serata.